Giornata di super accessi, oltre 3.500 quella di ieri, prima domenica del mese, dunque d'ingresso libero e gratuito alla Valle dei Templi, un dato che impatta e si scontra con il degrado cittadino, spazzature in pieno centro e non solo singoli sacchetti agli angoli delle strade, ma anche cumuli di rifiuti che rimpinguano vecchie e formano nuove discariche, strade dissestate, marciapiedi pericolosi, erbacce alte. E poi saracinesche abbassate, negozi chiusi in centro città. Ma anche la zona balneare di San Leone non è un bel biglietto da visita. L'accesso alle spiagge è su una pista ciclabile mai collaudata e un boschetto sulle dune di sabbia che a prima vista è una giungla del degrado, pericolosa e sporca. Così anche gli agrigentini preferiscono fingersi stranieri, diventare turisti in casa propria e spostarsi alla Valle dei Templi. Ieri boom di visitatori anche al Museo Pietro Griffo, dove ci sono stati ben 410 ingressi, che già da qualche settimana è aperto tutte le domeniche fino alle ore 19, e così come la Valle sarà a ingresso gratis ogni prima domenica del mese. Ed ecco che l'ingresso free è diventato una valida alternativa al centro commerciale, ormai non solo punto di richiamo per gli acquisti, ma anche per una passeggiata domenicale in assenza di alternative. E questa è la città nella città, la Valle dei Templi ed Agrigento.